questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci ha sicuramente deluso, perché se da un lato conferma il 4 maggio come data dal quale si potrà ricominciare il servizio di vendita per asporto, cosa peraltro che nella nostra regione con un'ordinanza del Presidente Zaia è già concessa da qualche giorno, dall'altro lato non è stata, tra virgolette, rispettata la prevista data o auspicata data del 18 di maggio per la ripresa delle attività di somministrazione, quindi il servizio al tavolo. Tra le categorie che domenica sera, dopo la conferenza stampa del Premier Conte, si sente più delusa c'è sicuramente quella dei pubblici esercizi. Bar e ristoranti, infatti, vedono slittare al primo giorno l'apertura dei battenti dei propri locali ai clienti. Una situazione che rischia di essere insostenibile per molti ristoratori, già provati da questi mesi di mancati affari. Il rischio che in molti non tirino più su le serrande dei locali è concreto. Tra l'altro non sono state ancora emanate le linee guida per capire come dovranno essere organizzati i pubblici esercizi nel momento appunto della ripartenza. A nostro avviso ci sono invece tutte le prerogative per poter concedere i pubblici esercizi, così come preannunciato per i negozi di tipo commerciale, di poter riaprire al 18 di maggio con il servizio. Per cui adesso lanceremo una petizione online, una raccolta firme virtuale che poi, una volta raggiunto il numero diciamo di diverse decine di migliaia di sottoscrizioni, presenteremo ai nostri governanti per sostenere la nostra richiesta. Pubblici esercizi riaperti completamente, attività di somministrazione dal 18 maggio.